Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato. Partiti con in vantaggio Dante Cla, mentre la presa molto larga Numero Cheyenne 1, Gar. Cruciale Min, La squalifica squalificato. intanto coglie Cruciale Min, mentre Cheyenne Gar va a ridosso di Dante Cla, lo attacca sulla dritta delle tribune. Dante Cla prova a replicare, insiste Cheyenne Gar, i due si distaccano avanti a Country Matley, 400 iniziali in 34, più indietro cerca di farsi luce Avio Stella con in schiena Zico, ma al comando rimane Dante Cla che ha respinto l'offensiva di Cheyenne Gar, giocato un po' a tutte le quote Cheyenne Gar, che ora si profila nuovamente sul battistrada, lo impegna al completamento della retta delle scuderie. 800 metri iniziali in 1 minuto e 6 decimi, si sta avvantaggiando ora Cheyenne Gar che passa a condurre a metà della piegata, quindi ha impiegato parecchio per superare Dante Cla. 1:15,5 il passaggio ai primi 1000 metri per Cheyenne Gar, che continua a guidare nei confronti di Dante Cla e Country Matley. All'esterno Avio Stella senza guadagnare più di tanto, poi c'è Zico, poi ancora Cruso dei Greppi, mentre lungo la corda va Cedro Bro avanti a Viking 3B. Prova a spostare in terza Numero ruota. 7, Dudeville, squalificato. Zico, mentre siamo a 550 dalla conclusione, in vantaggio è Cheyenne Gar. Zico è passato in seconda posizione, inseguito da Cruso dei Greppi. Cavalli al paretto dei 400 finali, sposta Cruso dei Greppi e va su Zico che proverà forse ad anticiparlo, no, rimane lì e Cruso dei Greppi progredisce. Più indietro c'è Avio Stella, completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo con in vantaggio Cheyenne Gar. Cheyenne Gar in vantaggio su Zico e Cruso dei Greppi, finale con Cheyenne Gar che se l'è guadagnata tutta, vince su Zico. Terzo posto per il numero 14 Cruso dei Greppi, poi il numero 9 di Avio Stella e dobbiamo vedere per il quinto posto. Rivediamo le battute finali con il successo per Cheyenne Gar, Carmine Piscuoglio che ha dovuto spendere parecchio per superare Dante Cla, vince comunque nettamente nei confronti di Zico che vedete passare davanti a Cruso dei Greppi. Quarto posto per, dovrebbe essere il numero 9 Avio Stella, andiamo a rivedere. E poi per il quinto è il numero 4 Dante Cla che si salva probabilmente dal finale di Cedro Bro. Sono questi dunque i protagonisti della Tris Quartet Quintet, con arrivo probabile 5-12, 14, 9-4 come proposto dalla nostra regia. È tutto per questo convegno di corse, vi ricordo il prossimo appuntamento è per domenica 2 giugno con il Gran Premio della Repubblica.